Metteva insieme l'amore per la pop art e il rugby Cesare Misserotti, gallerista trevigiano di fama internazionale, scomparso nei giorni scorsi a 78 anni. Un percorso, il suo, umano e professionale, che si è incrociato con i grandi artisti della seconda metà del Novecento. Nel 1964, nella sua piccola galleria di Mestre, arrivano gli artisti della pop art. Andy Warhol, Liechtenstein. Proprio di Warhol portò a Venezia l'iconico ritratto di Liz Taylor. Il ritratto di Liz Taylor, che parlando con Cesare ironizzava anche un po' per come non erano capite le sue proposte espositive e ironizzava dicendo non vendettimo nulla. Bene, quel ritratto è andato all'asta qualche anno fa a Londra per 13 milioni di dollari. L'arte di Misserotti arriva poi nel cuore di Treviso, in via Roggia, negli anni 90, ma nel Trevigiano è noto anche per aver allenato il mini rugby mogliano per 35 anni, una figura discreta, eclettica e importante da ricordare in un momento difficile anche per l'arte, da qui l'appello. I musei sono un servizio pubblico sociale, come le biblioteche. I musei sono welfare. Vanno riaperti certamente perché sono un servizio per i cittadini.